proprio posto e attendere le indicazioni del personale per il deflusso. Raccomandiamo vivamente di rispettare le indicazioni di sicurezza assoluta. Grazie della collaborazione. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. We kindly ask you to remain seated during the show. Please remember that it is mandatory to keep your mask on while inside the vault or while moving. At the end of the show, please stay in your seat and wait for our staff to lead the way out. We warmly recommend to respect the security information provided at all times. Thank you for your cooperation. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, grazie di essere qui, grazie anche di aver accettato tutte le misure di protezione che abbiamo messo in opera per cercare di dare a questo festival il massimo di sicurezza possibile. Uno dei caratteri che vogliamo dare a questa occasione di emergenza che si è presentata, di poter effettuare anche a Roma in un periodo così difficile quella festa, una festa del libro e della lettura che non c'è stata in primavera quando si doveva svolgere libri come, non ci sarà in inverno quando in genere alla Nuvola dell'Euro viene ospitata più libri più liberi. Si sta svolgendo in forma particolare a Massenzio, nel centro di Roma, nel Parco Archeologico, la festa di Massenzio. Abbiamo messo insieme appunto questi tre festival, gli organizzatori e le idee che la storia anche che questi tre festival hanno, per cercare di aprire, mantenere, ideare uno spazio per il libro e la lettura che intanto sostenesse il mondo del libro e della lettura, anche proprio direttamente il mercato del libro. Io vi invito a visitare gli stand degli editori e, diciamo così, a comportarvi di conseguenza, insomma, capite cosa dico? Perché naturalmente abbiamo bisogno che questo mercato sopravviva, abbiamo bisogno anche perché sopravviva il mercato, che sopravviva la nostra passione, e dunque abbiamo aperto questo spazio. Naturalmente si tratta di qualcosa di assai inconsueto. Già vedervi così dispersi mette un po' di straniante, anche tristezza, un po' c'è, vedendo che non possiamo superare limiti di capienze e limiti di distanze, di vicinanze. Nonostante questo, appunto, abbiamo pensato di offrire un programma più ampio possibile, in qualche caso anche di offrire, e ci teniamo molto, spazi nei quali libri o pensieri o idee o anche solo inquietudini, emozioni legate a quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi mesi trovassero una risposta, perché una festa del libro è anche questo. Il libro è anche un luogo dove trovare non risposta alle proprie domande, ma se non altro l'occasione per metterle insieme queste domande. Per esempio questo accadrà in particolare questa sera con Massimo Recalcati, che seppure in conferenza, in collegamento, sarà qui, ha dei problemi che non ha potuto superare, ma sarà qui, e forse dobbiamo anche abituarci a considerare questa distanza un elemento normale della nostra comunicazione, della nostra presentazione. Ieri sera Rushdie, che pure era a casa sua a New York, ha dialogato in perfetta sintonia con noi che eravamo qua e con l'ospite, in quel caso Vito Mancuso, che era qua. Tra le cose che dovremmo imparare per fare dei festival compatibili con la situazione che stiamo vivendo è anche questa di non considerare in qualcosa di inferiore il collegamento video e di perdere un po' del feticismo del corpo, feticismo che non vi invito a abbandonare adesso per i due corpi e i due ospiti che tra poco abiteranno questo palco. La festa continua fino a domenica, ci saranno molti altri appuntamenti, non ve li dico perché stanno nel programma. Domenica sera chiuderemo con un incontro con Noah Yuval Harari, il celebre e introvabile, irraggiungibile storico israeliano, e Paolo Giordano, cioè uno degli scrittori italiani che più hanno avuto un rapporto diretto con i temi e le inquietudini emerse in queste settimane. Quello sarà l'evento finale. Fino allora ci saranno insomma un sacco di eventi che non vi cito, ai quali vi invito a partecipare, anche perché per questioni legate alle prenotazioni in genere c'è sempre posto agli eventi, anche quelli che nel programma ufficiale risultano sold out. È un meccanismo che c'è sempre quando ci stanno le prenotazioni gratuite, diciamo così. Continuo a ringraziarvi per essere qui, spero di condividere con voi il piacere di questo appuntamento del tutto eccezionale. C'è un reading, quindi io abbandonerò questo palco e lascerò Maurizio De Giovanni felicemente solo insieme al sax di Marco Zurzolo. Intanto possono uscire dal riparo che hanno trovato lì dietro. Lo spettacolo, come altre cose, si chiama Troppo freddo per settembre. Insomma, è ottobre, ma ce la stiamo fino a stasera. Grazie.
raccontamela un'altra volta. Solo una, poi basta. Ma tu non dovresti fare i compiti. Finiti, da un'ora. E non ci sono i cartoni. Una bimba come te non dovrebbe vedere i cartoni a quest'ora. Ma no che non dovrebbe, non lo sai che la televisione fa male? Fa diventare tutti scemi. Guarda mamma, per esempio. No, grazie, io tua mamma, che Dio mi perdoni, meno la guardo meglio so. Comunque lei sta sempre davanti al televisore. Una volta le televendite, una volta l'isola degli infami, una il trono dei cornuti. Ma non si dice, è una parolaccia. No, si chiama proprio così. Lo sai come funziona? C'è uno che la moglie gli fa le corna, lui sta seduto e può fare domande a 4 tizi. Tra loro c'è l'amante della moglie e lui deve indovinare chi è. Davvero? E che tipo di domande? Ah, non lo so, mamma mi manda via, non mi fa sentire. Credo su cose che potrebbe sapere solo uno che sta con la moglie, tipo come cucina o... Vabbè, basta, per carità. Quella casa è l'inferno, te lo dico io. Uno di questi giorni faccio una chiamata anonima al telefono azzurro e ti faccio venire a prelevare dall'esercito. Perché? Tu credi che nelle altre case sia diverso? Io ho una compagna di scuola che quando il padre esce deve andare da una signora sullo stesso pianerottolo perché la madre riceve un amico suo e lei non può essere presente. Noi ce le diciamo queste cose perché riceve... Vabbè, non voglio sapere altro, infatti non ti conviene. Dai, raccontami la storia del contadino. Ma te l'ho raccontata 1000 volte. Cambiamo storia. No, quella, ti prego. Dai. D'accordo, per carità. Allora, c'era una volta un vecchio contadino che... No, raccontala bene. Di dov'era il contadino? Era Hai ragione, me ne ero dimenticato. Allora, c'era una volta un vecchio contadino cinese che era molto povero. Lui e il figlio che lo aiutava nei campi possedevano soltanto un cavallo che gli serviva per portare i carichi pesanti. E come era questo cavallo? Era una cavalla, per la precisione. Una cavalla marrone con dei begli occhi grandi come i tuoi, va bene? Posso andare avanti? Una bella cavallina, sì, vai avanti. E insomma, un brutto giorno, il figlio arriva dal vecchio contadino senza fiato. Padre, urla! La nostra bella cavallina è scappata dalla stalla, che disgrazia! E il vecchio, senza scomporsi, risponde: e chi ti dice che sia una disgrazia? Ma certo che è una disgrazia. Come fanno senza la cavallina adesso? E chi li porta i carichi pesanti? Tu ascolta. Tutte le persone del villaggio vanno il giorno dopo dal vecchio e dicono: che peccato, avete perso la cavallina, e adesso come farete? Il figlio prende gli amici da parte: mio padre non ci sta con la testa, pensate, mi ha detto, e chi ti dice che sia una disgrazia? E proprio mentre stanno lì a ridere del vecchio rimbambito, ecco che la cavallina torna, e non da sola. Come non da sola? E chi arriva con la cavallina? Ma dai, lo sai, te l'ho raccontata 100 volte almeno questa storia. No, non lo so. Con chi ritorna la cavallina? Siccome la cavallina aveva gli occhi belli come i tuoi, ritorna con una mandria di cavalli selvatici tutti innamorati di lei. E non ti dico la felicità del figlio, l'invidia degli amici, la sorpresa della gente del villaggio. Un'intera mandria. Erano diventati ricchi. L'unico a non scomporsi fu il vecchio contadino, che rimase lì impassibile sulla sedia sotto il portico. Hai presente come fanno i cinesi, no? Certo che sì, lo so anche fare, guarda. Ma brava, perfetta. Comunque, quando il figlio si accorge che il vecchio non gioisce, gli chiede: padre, ma non sei felice di questa immensa fortuna? E il vecchio risponde: e chi ti dice che sia una fortuna? Proprio così. E infatti, dopo qualche giorno, mentre sta provando ad addestrare uno dei cavalli selvaggi, il figlio cade e si rompe una gamba. In lacrime va dal vecchio e dice: che disgrazia, padre, adesso come faremo? E il vecchio risponde come sempre: e chi ti dice che sia una disgrazia? Ma come? Il figlio si è rotto una gamba, poverino. Sai che male? Io ho preso una volta una sorta alla caviglia e ti ricordi quando ho pianto? Sì. Certo, mi ricordo, ma poi mettemmo il ghiaccio e ti passò tutto. E a ogni modo il vecchio aveva di nuovo ragione,
perché quel pomeriggio arrivarono i soldati che reclutavano gli uomini per andare alla guerra e presero tutti gli amici del figlio, ma non lui, proprio perché aveva una gamba rotta. Alla guerra. E che gli successe? La guerra è una brutta cosa. In molti morirono sul campo di battaglia, altri tornarono feriti o mutilati, ma il figlio del vecchio si salvò e restò per tanto tempo a pensare, anche perché con la gamba rotta non poteva lavorare. E che cosa pensò? Pensò a quello che aveva detto il padre, che vecchio non significa necessariamente rimbambito, per esempio, che qualche volta un anziano quando parla potrà anche sembrare noioso e non è divertente come l'isola dei cornuti. Ma no, il trono è quello dei cornuti, l'isola è degli infami, quello che è. Voglio dire che un vecchio potrà pure essere noioso, ma se qualcuno lo ascolta, così pensò il giovane con la gamba rotta, si rende conto che magari dice qualcosa pure di saggio, tipo che quello che sembra una fortuna può non esserlo e quello che sembra una disgrazia può avere anche alla lunga dei lati positivi. E che si deve fare, nonno, per capire se una disgrazia è una fortuna e se una fortuna è una disgrazia? Tesoro, si deve fare una cosa che quasi nessuno sa fare, una cosa difficilissima, che si impara con fatica e sofferenza, e cioè aspettare, amore mio. Si deve aspettare. Buonasera a tutti. Io sono Maurizio De Giovanni, questo è il maestro Marco Zurzolo, di cui ascoltate la meravigliosa musica. Quello che stasera leggiamo è qualche capitolo di Mina Settembre, Troppo freddo per settembre. Troppo freddo per settembre è un racconto che parla di questo nuovo personaggio, nuovo relativamente perché ho già scritto un romanzo su questo, questo è il secondo, che è un assistente sociale che lavora in un posto particolare della mia città che si chiama Quartieri Spagnoli. I quartieri spagnoli sono una specie di periferia collocata in centro, per darvi l'idea, un universo a parte in cui questa donna fa l'assistente sociale. Quello che leggiamo adesso è la presentazione di Mina Settembre, giusto per farvi capire, poverina, chi è. Molti anni prima, 36 per la precisione, a pensarci le venivano i brividi, all'Istituto delle Suore, la dottoressa Gelsomina Settembre, detta Mina, fu sottoposta a un corso individuale intensivo di addestramento catechistico. Un vero e proprio training sul modello della formazione delle squadre d'assalto israeliane di stanza nella striscia di Gaza. Ciò a causa di una certa refrattarietà della giovanetta al dogmatismo religioso, soprattutto alla tortura della preghiera prima della refezione. Trovava sadico restare con le mani giunte a ingoiare saliva, gli occhi fissi sulla pasta che raffreddandosi si incollava e lo stomaco che emetteva rumori di smottamenti sulfurei. Quindi provava a ingerire una forchetta furtiva ante tempus. Qualche volta le riusciva e allora pregava con maggiore fervore. Altre volte no e andava in punizione. Alla terza ammonizione ricevette la squalifica e alla fine della scuola dovette sottostare all'insegnamento suppletivo con suor Angelica, novantenne dal cuore indurito da decenni di docenza alle generazioni femminili della città bene, esperta in Vecchio Testamento, del quale pensava Mina doveva essere pressoché coeva. Una delle lezioni, e la cosa le tornò incongruamente alla memoria, quel lunedì di gennaio, mentre il vento gelido ululava fuori dalla finestra e lei cercava di sfruttare l'ultima mezz'ora di sonno prima della sveglia, riguardò la raffigurazione iconografica dell'Onnipotente.
Era una bambina piccola, pensò il frammento di cervello attivo anche durante il sonno. Ma che me ne poteva importare di come i rinascimentali dipingevano Dio? Qualcosa però ti è rimasto, rispose infastidito il frammento, che invece non avrebbe voluto essere disturbato per costruire magari un sogno erotico in extremis. Altrimenti non ci penseresti ora, maledizione. E insomma, suor Angelica puntò il dito deformato dall'artrite verso una pagina del libro su cui campeggiava un truce occhione azzurro, iscritto in un triangolo fiammeggiante. L'occhione era al centro, quasi si fosse aggiudicato la medaglia d'oro nella specialità olimpica della trucità. Al secondo posto si era piazzata una colomba bianca e al terzo un capellone barbuto in tunica bianca con in mano un cuore avvolto nel filo spinato. Risolto il dubbio se tener conto o no della deviazione a destra della falangetta di suor Angelica, la giovanissima Mina aveva chiesto per quale arcano motivo nel triangolo ci fosse un solo occhio. Se Dio, argomentò, era onnipotente, perché non si era creato anche il resto? La memoria subconscia le propose nitido il malrovescio della religiosa, quasi fosse appena pervenuto. Non sarà stata forse una risposta razionalmente accettabile, ma riscuoteva sempre l'effetto di concludere il dibattito. Sta di fatto, espresse il frammento ormai sveglio, mentre l'altra parte del cervello si lamentava irritata, che l'immagine dell'occhione fu associata da allora a un senso di sorveglianza costante. Già all'epoca condusse Mina, nell'ossessiva idea di essere guardata dovunque si trovasse, a un'ostinata stipsi che non avrebbe mai completamente risolto. Non capiva come facesse la gente ad andare allegramente di corpo, mentre uno, e non uno qualsiasi, osservava al di là dei muri, perché sarà stato pure un unico occhione, ma sicuramente si era dotato di ultravista. Il frammento inconsapevole, determinato a sonnecchiare fino al suono della sveglia e oltre, decise di proporre una risposta a sorpresa. Take 5, versione Dave Brubeck, con Brubeck stesso al piano e il grande Paul Desmond al sassofono. Beh, chiese al frammento consapevole, voglio vedere adesso che cosa ci costruisci attorno. E mentre ci pensi noi dormiamo un altro po'. Il frammento cosciente collegò le due cose, l'occhione nel triangolo e la colonna sonora jazz, il catechismo e il sax alto, suor Angelica e un fumoso bar degli anni 50. Tutto era chiaro. 9, disse la voce a 3 centimetri dalla Mina dormiente. Lo disse così, in tono spassionato e definitivo, esprimendo la realizzazione di una ineluttabile profezia. Mina si produsse in una performance recitativa del sonno, tentando una specie di grugnito che assomigliava a un lieve russare. Per un attimo temette si trattasse del fantasma di suor Angelica, riemersa dall'inferno, nel quale doveva essere stata certamente relegata per l'anima persecutoria che aveva avuto. Ma la voce, come seppe una volta dischiusa la palpebra destra di un milionesimo di micron, era effettivamente quella di Dio. Perché a pochi centimetri dalla sua faccia c'era l'occhione azzurro che la fissava truce. Alla fine l'aveva trovata. Grub, disse, impastata. Tossì, deglutì e articolò di nuovo. 9? Sono le 9? Ma la sveglia non ha suonato. L'occhione non alterò l'espressione. Il frammento consapevole registrò che l'onnipotente usava un elegante ombretto blu. 9 capelli bianchi. Erano 8 la settimana scorsa, adesso sono 9. Il frammento addormentato si rassegnò e continuò irritato a canticchiare Take 5. Cacchio mamma, e una volta sono le zampe di gallina, una volta le rughe sulla fronte, adesso i capelli bianchi. Ma lo vuoi capire che a me non interessa l'estetica? Quanti sono? Che ci posso fare? L'occhione arretrò di qualche centimetro, offrendo allo sguardo assannato di Mina il resto del curatissimo aspetto della madre, Concetta. Ogni singolo giorno si chiedeva come fosse possibile che quella specie di robot programmato per distruggere autostime fosse sempre in perfetto ordine, messa in piega, azzurro metallizzato inclusa, truccata e vestita di tutto punto alle 7 del mattino. 6:30, a voler essere precisa, nonostante fosse costretta sulla sedia a rotelle. Ah, guarda, nessun problema, disse.
8 capelli bianchi diventano 9, poi 18 e men che non si dica 36. Poi in 6-7 mesi ti ritrovi che sembri la strega di Biancaneve senza avere le stesse capacità in cucina. Mina cercò di raccogliere l'idea, a parte il fatto che la progressione in base 9 dell'imbiancamento dei capelli è una tua idea arbitraria. Ma dove sta scritto che i capelli bianchi non siano affascinanti? Tu, per esempio, se non fosse per questa cromatura assurda, non li avresti tutti bianchi. Non posso aver matrizzato? Scusa? Concetta sogghignò. Era l'unico caso in cui nella vita reale la parola sogghignare poteva essere usata con circostanziata corrispondenza. Riusciva a esprimere ironia, sufficienza, pietà, raccapriccio con un solo movimento delle labbra. Mina era certa che se avesse provato a imitare la madre si sarebbe procurato una paresi irreversibile. Ma io, mia cara, diversamente da te, ho charme. Potrei anche essere calva e comunque in grado di portarmi a letto l'uomo che voglio perfino da questa sedia. Tu hai il fascino di un cassonetto, senza averne l'utilità. Quindi, se assecondi il disfacimento del corpo, già peraltro avanzato, l'ipotesi di un uomo che ti mantenga viene meno del tutto. Io lo sai? Lo dico per te, le fece il verso Mina, sputando le parole come noccioli di ciliegia. Grazie, mammina cara. Io non so come farei senza il tuo dolce supporto. Davvero. Concetta corrugò le sopracciglia disegnate ad arco. Sei ironica? Dovresti mettere i sottotitoli, sai? Un cartello con scritto "Sto per essere ironica". Fallo, altrimenti non si capisce. Con questa frase lapidaria ritenne di poter uscire di scena. Una giravolta di 180 gradi della sedia, poi il cicolante inizio di percorso verso il corridoio. La ruota, mal oliata, riprodusse le prime note del sax salto di Take 5, che sarebbe rimasta piantata nella testa di Mina per l'intera settimana almeno. Visto? Chiese il frammento consapevole che una volta svegliatosi il resto del cervello sarebbe diventato il frammento pessimista. Te l'avevo detto. Take 5 e l'occhione. Poggiò i piedi sul pavimento gelido. Io lo odio gennaio, disse a se stessa. Lui è Marco Zurzolo. È difficile leggere guardando la gente con la mascherina, guardate, è un trauma. Non capisci cioè non capisci se sono svegli innanzitutto, che già è una prima notizia utile. Non capisci se ridono, se soffrono, se fanno smorfie, se sbadigliano. Dobbiamo andare a soggetto. Mina ha 2 uomini, non li ha, nessuno dei 2, però 2 uomini le girano attorno. Uno è l'ex marito, che è un magistrato, Claudio De Carolis, che si ritrova a indagare su quello che sembra un avvelenamento da monossido di carbonio, ma lui ha molti elementi per immaginare che non lo sia. Il nome di una delle persone implicate in questo avvelenamento gli ricorda qualcosa, ma per sapere di chi si tratta deve andare a chiedere notizie a un vecchio collega, magistrato ormai in pensione. Raccontiamo questo strano incontro notturno fra un magistrato in servizio, un magistrato in pensione e un cane. Seduto al posto di guida, Claudio De Carolis aspettava battendo i denti per il freddo. Chissà perché nelle auto, ci avete mai fatto caso, fa più caldo se fuori fa caldo e più freddo se fuori fa freddo. Quasi come se i costruttori di abitacoli coltivino un sadismo strisciante nei confronti degli acquirenti, colpendoli nel microclima. Una volta letto al computer quello che doveva leggere, si era congratulato con se stesso per aver ricordato un nome fra tanti, in un processo di parecchi anni prima.
in cui era stato coinvolto solo collateralmente per dare una mano a un superiore. E proprio quel superiore, in pensione da quasi 2 anni, era stato destinatario di un deferente messaggio di richiesta di aiuto. Erano bastati pochi secondi per ricevere la risposta, un indirizzo e un orario. Quella stessa sera sul tardi, molto sul tardi. Era stato sorpreso sia perché temeva di aver disturbato il dottor Sergio Lipari, una vera e propria leggenda per la procura, famoso per il rigore, la pertinacia e il pessimo carattere, sia perché il suo ragionamento lo portava sempre più a ritenere che la morte in apparenza accidentale del professor Gravela avesse molto altro da raccontare. Allo scoccare della mezzanotte il portone si aprì. De Carolis si distinse l'inconfondibile sagoma di Lipari, preceduta da qualcosa di minuscolo. Uscì in fretta dall'auto e si avvicinò. Dottor Lipari, buonasera. Le chiedo prima di tutto scusa per la richiesta insolita, ma l'uomo grugnì. Era grosso, calvo, alto, piegato in avanti, dalle spalle ricurve. La mano sinistra era affondata nella tasca del cappotto. La destra reggeva un guinzaglio, al termine del quale c'era una maltese toy bianca tosata in maniera vezzosa, una rosa al centro del collarino, pelo liscio e macolato e un fiocco al centro della testa, perfettamente pettinata. Indossava un cappottino di una fantasia scozzese in gradazione. De Carolis fissò la cagnetta. Lipari brontolò minaccioso: non una parola, De Carolis, non una parola. Andiamo. La cagnolina si avviò scodinzolando e orinando lungo il marciapiede. Lipari si incamminò e il magistrato lo affiancò. Le dico una cosa, De Carolis: non vada in pensione. Si faccia sparare da qualcuno, se non ha il coraggio di farlo da solo. Il mio consiglio è di tirare avanti il più possibile e poi farla finita prima di andare in pensione. Ma perché dice così, dottore? Ci sono tante cose che si possono fare anche in pensione. Non è il caso di lasciarsi prendere dalla depressione. Io mi rendo conto che il lavoro manchi, soprattutto se assorbente come il nostro, ma non mi ha capito. Non è questione di riempire il tempo. Io avrei un mare di cose belle da fare. Mi dica, lei è sposato? Io sono divorziato. E si tenga stretta questa fortuna, De Carolis. Non ci pensi nemmeno a sposarsi di nuovo, perseverare diabolicum. Sono perfide, mi creda, perfide. E man mano che invecchiano lo diventano sempre di più. Guardi qui. Indicò con gli occhi la cagnolina che, insensibile al gelo, scagacchiava dovunque. Palline molli che Lipari raccoglieva con una paletta. Se lei mi chiedesse che cosa faccio, De Carolis, le dovrei rispondere: io raccolgo merda. È la mia occupazione principale. Questa dannata cagna, la vede, va di corpo senza interruzione, a volte anche mentre mangia. Un maledetto tubo di pelo. E quella, per tutto il giorno non fa altro che dire: piccola, 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 tesoro dolcissimo, piccola bambolina, vieni qui, fatti accarezzare. L'ultima parte del racconto era stata recitata in falsetto e con la bocca a culo di gallina. Lo spettacolo sembrò a De Carolis raccapricciante. Dottore, io l'avevo disturbata che poi io dico: ma che senso ha prendere un cane così? Che cane è? Me lo sa dire? Non ha utilità. Non fa la guardia, non riporta gli oggetti, non ci puoi andare a caccia, non ci puoi nemmeno camminare troppo, perché si stanca e vuole venire in braccio. Per cui ti ritrovi a portare in giro in braccio questa produttrice di merda con la gente che ti guarda e ride. Certo, dottore, le dicevo, io l'ho disturbata Lipari fece un gesto vago con la mano. Il cane, per tutta risposta, emise un paio di sferette marroni e pisciò di nuovo. Ma che disturbo? Magari lei potesse disturbarmi 22 ore al giorno. A proposito, lo sa come si chiama questo cane? Ciro si chiama. Perché ce l'hanno venduta per maschio e noi ci siamo cascati. Si figuri che avevamo scambiato l'ombelico per il coso. Quando ce ne siamo resi conto era troppo tardi perché rispondeva solo a quel nome. E quindi mi ritrovo con una maltesina in piena crisi identitaria, convinta di essere un maschio. Non è assurdo? Io mi rendo conto di averla presa in un brutto momento, dottore. Magari la verrò a trovare nei prossimi giorni, così Lipari lo guardò stranito. Avevo capito che avesse fretta. Il processo continui, vero? Mi ricordo benissimo, che vuole sapere? Io
C'era un testimone in quel processo, rilasciò una dichiarazione giurata sulla base della quale furono rinvenuti in casa di Contini Rosario le armi e gli abiti usati per una rapina in un esercizio commerciale, nel corso della quale Lipari si chinò a raccogliere la cacca di Ciro e si risollevò sbuffando, nel corso della quale il negoziante, credo si chiamasse Bardotti, Giovan Battista, fu percosso dal Contini con la rivoltella sul lato sinistro della faccia, come mostrato dalle telecamere di sorveglianza. Perse un paio tra molari e premolari, mi pare. Lei ha una memoria prodigiosa, dottore, davvero. E non perché adesso di professione raccolgo merda, non ho avuto un passato dignitoso, sa, Carolis. Comunque, verbalizzai io la dichiarazione di Gravela, me lo ricordo benissimo, un insegnante, credo di lettere. Era stato il professore di Contini che gli aveva raccontato nel corso di una visita quello che avrebbe fatto. Il giorno dopo, al reato avvenuto, Gravela venne da noi, credo l'avesse letto sul giornale. E ricorda per caso se e come motivò la dichiarazione, dottore? E il Gravela, intendo, le disse qualcosa sui motivi della deposizione? Lipari si strinse le spalle. Si stava preparando una guerra allora. Quelli dell'antimafia erano in fibrillazione. A Cavaldonato non si guardava in bocca a quei tempi. Ma perché? Che è successo? È morto. L'hanno trovato stamattina. In apparenza un avvelenamento da monossido di carbonio in una specie di sottotetto dove la nuora lo costringeva a dormire per mancanza di spazio. Capisco. E non le quadra qualcosa, vero De Carolis? Che cosa? Sono sensazioni, dottore. Era vestito di tutto punto, sdraiato composto sulla coperta con tanto di scarpe, con questo freddo. E il tubo di scarico, che era appena stato ripulito dall'impresa, era ostruito da una specie di imitazione di nido d'uccello, che come può ben capire, in gennaio è difficile. Una rondine non fa primavera, ma nemmeno inverno. E poi De Carolis, ho imparato qualcosa in 43 anni di magistratura e che le coincidenze non esistono. Una denuncia come quella non si dimentica, almeno quelli non la dimenticano. Se dopo ma Contini Rosario è uscito dal carcere 15 giorni fa, ho controllato prima di venire qui. Lipari annui grave come trovando conferma un'idea. Entrambi guardarono la cagnetta Ciro che fece venire fuori un quantitativo sproporzionato di escrementi. Ma secondo lei, De Carolis, quanta merda ci può stare in un cane di quelle dimensioni? Grazie dell'applauso che mi dimostra che siete svegli. L'altro uomo che c'è nella vita di Mina si chiama Domenico Gammardella, fa il ginecologo e lavora nello stesso consultorio di Mina. Gammardella è innamorato di Mina in maniera silente e anche Mina è innamorata di Gammardella, anche se lo tratta malissimo, come spesso le donne fanno quando gli piace qualcuno. Mimmo, tra le varie remore, ha quella di essere fidanzato con una collega che lavora in Medici Senza Frontiere ed è dall'altra parte del mondo. In effetti lui aveva già telefonato qualche mese prima di questa storia a Viviana, la fidanzata, per lasciarla, essendo un uomo tutto d'un pezzo ed essendosi reso conto di provare per Mina una forte attrazione. Però, quando ha fatto questa telefonata via Skype, non ha tenuto conto del fuso orario e a rispondere al telefono è stato un nerboruto medico di colore, nudo, che ha preso il telefono, ha risposto e ha passato il telefono a Viviana, che era nel letto accanto a lui. Questa cosa gli ha dato un po' di ansia, direi, a Mimmo, per cui ha deciso di non chiamarla né di rispondere ai messaggi. Adesso però vuole trovare il coraggio finalmente di lasciare la fidanzata per poter frequentare Mina a cuor leggero. Gammardella, dottor Domenico, medico chirurgo, specializzato in ostetricia e ginecologia, aveva preso una decisione e l'aveva presa dopo essersi scolato un'intera bottiglia di aglianico del Taburno.
procurata in un'enoteca pretenziosa del centro, gestita da un frizzante esercente gay, che quando l'aveva visto entrare incerto e dubbioso, essendo Domenico pressoché astemio, ne era rimasto folgorato. Svolazzandogli attorno come fa un'ape con un fiore succoso, il frizzante esercente gli aveva sciorinato un compendio di conoscenze da corso per sommelier, del tutto inutile per uno che voleva soltanto una bottiglia di qualcosa con cui ubriacarsi per dormire. Ma un uomo come quello, secondo l'esercente identico a Ryan Gosling in Love and Secrets, il film che amava di più, non poteva uscire dal suo negozio senza prima avergli fornito i riferimenti domiciliari, per cui lo aveva seppellito di informazioni per 2/3 false, in esito alle quali Ryan acquistò una bottiglia di quel rosso esplosivo e rilasciò un numero di telefono e un indirizzo falsi anch'essi. A casa e a stomaco vuoto, Domenico aveva esperito il tentativo di raggiungere l'oblio, ingurgitando a garganelle il liquido, di cui non poté apprezzare il raffinato bouquet, giacché dopo solo 1,5 centilitri era già incline alla riflessione metafisica. Al mezzo litro non era più in possesso della propria identità e ai 75 centilitri non avrebbe nemmeno saputo identificare il pianeta di appartenenza. Piagnucolando si addormentò, perdendosi in sogni caleidoscopici in cui Mina e Viviana, vestite in abiti succinti, in pelle borchiata e armati di frusta e gatti a 9 code, lottavano per acquisire il privilegio di accarirsi su di lui legato a un palo con indosso umilianti boxer a fiorellini. Si risvegliò nel cuore della notte martellato da un'emicrania che avrebbe raccolto attorno a un letto in terapia intensiva i più illustri luminari del globo. Si trascinò carponi nel bagno e vomitò come se non ci fosse un domani. Da lì, sempre nella postura del Doberman, si spinse di nuovo in direzione camera da letto, ma cedette di schianto nel corridoio, dove rimase faccia a terra, in tutto e per tutto identico alla ignorata apparizione di Costner ne Il Grande Freddo, che faceva il cadavere nell'unica sua scena non tagliata in sede di montaggio. Da quella prospettiva, steso a pancia sotto sul pavimento dell'appartamentino in fitto, la vita gli sembrò ormai finita. La scelta professionale, più che sbagliata, si stava rivelando nociva ai limiti del letale e in ogni caso assai poco produttiva, sia sul piano del reddito, sia della carriera, sia dell'utilità sociale. La situazione familiare era deficitaria, perché i genitori distavano 300 chilometri come i pochi amici che aveva. L'aspetto sentimentale poi era da Oscar. Una fidanzata storica, messa alla porta sulla base di una videochiamata i cui soggetti e svolgimento a lui erano parsi evidenti, ma che avrebbero potuto essere forse smentite di spiegazioni, che lui però non le aveva consentito di fornire, respingendo le decine di telefonate. E una donna di cui adesso, mentre fissava le fughe tra le piastrelle scommesse e un frammento di pane che poteva essere una mollica fossile a 2 centimetri dal suo occhio sinistro iniettato di sangue, gli era chiaro di essere innamorato, che riusciva sempre a spostare in avanti le frontiere della capacità di umiliarlo e di mortificarlo. Nel ricavare sollievo dalla temperatura polare del pavimento contro la tempia, comprese che ogni sfacelo aveva un'unica causa: la sua vigliaccheria. Se non avesse avuto paura dei criminali, non avrebbe perso la stima di Mina. Se non avesse avuto paura di andarsene, sarebbe stato ancora con Viviana. Se non avesse avuto paura di entrare nel merito, avrebbe incoraggiato il chiarimento della sua fidanzata. Se non avesse avuto paura di un rifiuto, avrebbe invitato Mina a prendere un aperitivo. È per questo che sono infelice, disse alla mollica fossile, pronunciando solo le consonanti. Sono infelice perché sono un vigliacco. E fu lì, su quel pavimento mal piastrellato, che prese la decisione. Per il cambiamento radicale dell'esistenza era necessario aderire a 2 principi. Primo, non essere più un vigliacco. Secondo, non bere mai più Aglianico del Taburno. Il secondo precetto poteva essere messo in pratica nel futuro. Il primo invece poteva trovare immediata applicazione. Tutto stava a sollevarsi in posizione eretta, ma non andò al di là del mettersi in ginocchio. Il taburno residuo, piccola ma significativa marea collocata nello stomaco e riottosa all'estromissione, organizzò una resistenza alterando il giroscopio cerebrale. Scordati di alzarti in piedi, comunicò al resto dell'organismo, finché sono qua mi farò valere.
A Domenico quindi non rimase che recarsi in camera come un postulante medievale in penitenza. Avanzò sulle ginocchia, simile a un amputato da mina antiuomo. La minuscola parte lucida della mente aveva registrato l'ultima localizzazione di Viviana in Papua Nuova Guinea, come da straziante messaggio ricevuto da pochissimo con richiesta di sentirsi 9 ore di differenza, quindi le 10:30 del mattino. Sperava che a quel punto della giornata l'accesso ad attività ludiche con colleghi nerboruti fosse limitato. Dunque una chiamata non poteva riservare brutte sorprese. Era il momento di mettere a posto le cose, agli anni con no, e fare luce sul rapporto con Viviana era la premessa. Non sarebbe stato facile, pensò mentre si arrampicava sulla sedia e tentava di reperire il tasto di accensione del portatile. La ragazza era pentita, come risultava dai tanti messaggi. Gli sembrava di sentirla. È stato un attimo di sbandamento. Mimmo, amore mio. Lo sai, gli avrebbe detto. Quando si è al cospetto della morte, con corpi mutilati che vanno e vengono, odori di cordite, esplosioni di mine, colpi di mortaio, il desiderio cieco di vivere spinge gli uni nelle braccia degli altri, ma non c'è sentimento, non c'è tenerezza, è solo fame di vita. Nella realtà gli avrebbe detto: io ti amo e voglio vivere la mia vita con te, come abbiamo detto e sognato 1000 volte, come ci siamo promessi alla luce della luna sul litorale abruzzese, tra gli effluvi di cozze e di arrosticini. Come puoi dimenticarlo? Gli avrebbe chiesto. Come puoi avere il cuore così duro da non capire, da non perdonare? E allora, pensò, mentre cercava di mettere a fuoco l'icona giusta sul desktop, sarebbe venuto il tempo della verità e dell'abbandono della vigliaccheria. Viviana, tesoro, avrebbe detto Mimmo, mi dispiace, ma non c'è più spazio per noi due. Non credere di aver sbagliato, l'avrebbe detto. Anzi, hai fatto bene, io ti capisco e ti perdono. È come se ti perdono e ti auguro la felicità più piena dovunque e con chiunque tu voglia, ma io, vedi, amo un'altra. Lei non lo sa e sarà anche difficile dirglielo. Forse approfitterò di una pausa negli insulti che mi butta addosso dalla mattina alla sera, ma la amo e sono certo che sotto quella scorzata dura, sotto quell'ironia gelida, Mina sia in realtà dolce e fragile e abbia bisogno di tenerezza. Per cui le avrebbe detto: vai per la tua strada, Viviana carissima, grazie per quello che siamo stati insieme e buona fortuna. La comunicazione si attivò al secondo squillo e comparve il volto felice e sorridente di Viviana. Gli parve luminosa, come non ricordava di averla mai vista, e gli spezzò il cuore doverle spezzare il cuore. Oh, ciao Mimmo, come stai? Finalmente ti fai sentire. Si udivano boati, sordi, ritmati. La guerra, pensò. Io sono qui a parlare alle molliche fossili mentre lei affronta la guerra. Ma che sono? Bombe? Era riuscito a dirlo al secondo tentativo, separando le labbra cementate dall'aglianico. La donna però rise: ma quali bombe? È la festa del paese. Sono fuochi d'artificio, ci stiamo divertendo un mondo. Ascolta, ti cercavo perché devo dirti una cosa importante, mi senti? Mimmo fece sì con la testa. Ricordi il libretto di risparmio che avevamo aperto nell'ipotesi di comprare casa? Per favore dovresti mandarmi la mia metà, perché con Brian vorremmo fare una vacanza nel Pacifico e siamo un po' a corto. Ma tu come stai? Hai un aspetto orribile. Beh, adesso devo andare. Ciao caro, è stato bello rivederti. Povero tesoro, dissero i 2 neuroni attivi nella mente di Mimmo. Ha voluto rendere facile il distacco senza costringermi ad affondare il colpo. Gliene fu grato. Adesso si aprivano nuove prospettive. Si chiese a che ora aprissero le enoteche, gestite da frizzanti esercenti gay. Maestro Marco Zurzolo, che quando leggiamo Mina si diverte un sacco. Dunque, questo era Troppo freddo per settembre. Per salutarvi però ci sembrava giusto leggere qualcosa di diverso. Noi contribuiamo a sorridere con Troppo freddo per settembre, ma non dimentichiamo il momento in cui ci troviamo tutti, la mia regione e la mia città,
vivono un momento di grande difficoltà. Quello con cui vi saluto è un pezzetto tratto da un racconto che ho scritto nella circostanza del lockdown per il Corriere della Sera. Questo racconto ha 3 personaggi, uno dei quali è un dottore. Vi leggo un capitolo che riguarda questo dottore e lo leggo per tributare attenzione a tutti quelli che hanno fatto, fanno e faranno questo difficilissimo mestiere in questo momento. La prima lezione, la prima di tutte, era stata che sono tutti uguali. A lui era sembrato anche pleonastico all'inizio, ma certo che i pazienti sono tutti uguali. E altrimenti per quale dannato motivo avremmo scelto di fare questo mestiere? E così era stato per tutto il corso di studi, inclusi il tirocinio, la specializzazione, quando non era direttamente responsabile, almeno non da solo, di quello che si doveva fare attorno a quei letti, col dolore disteso sopra. E c'era scritto nel giuramento, declamato, condiviso ad alta voce nella bella cerimonia nell'aula magna dell'università, quando una parte del cammino era finita e cominciava l'altra. Ma poi c'erano voluti 5 minuti, in piedi davanti al primo paio d'occhi disperati, per capire che la lezione importante invece era un'altra e tutt'altro che scontata. Certo, si applicavano i protocolli e le procedure con la stessa identica attenzione, con la necessaria puntualità, l'immediatezza. Si dava sempre tutto quello che c'era da dare, le mani, il cervello funzionavano esattamente alla medesima maniera, senza defezioni o incertezze. Il problema era il cuore. Quello a volte si faceva strada e diceva la sua, in aperto contrasto con il ragionamento e le condizioni tecniche e scientifiche. Il cuore, che all'improvviso balzava sul piatto della bilancia e pesava talmente tanto da alterare gli equilibri. Era un pericolo, il cuore. Perché quello che all'università non ti spiegavano era che su quei letti c'erano sì dei corpi umani, con le loro alterazioni e le patologie, ma se ne incrociavi lo sguardo, quei corpi diventavano individui, uno diverso dall'altro, con le somiglianze, le cicatrici, il passato e il presente, i ricordi e le speranze, tutto nelle tue mani. Era lì che il cuore faceva lo scambetto e finivi faccia a terra, a 1 metro dal traguardo. In questo assurdo periodo di guerra senza battaglie, con le corsie piene, come se le ambulanze facessero senza sosta avanti e indietro dal fronte, tutto era così frenetico da lasciar pensare che il cuore cadesse in letargo, superato dalla fretta con cui si saltava da una stanza all'altra, da un monitor all'altro, da un respiratore all'altro. Non c'era il tempo, non poteva esserci il tempo degli occhi negli occhi, e invece a lui era successo la settimana prima, non con un bambino che pure aveva visto transitare, o con una bella ragazza che pure aveva incontrato, con un vecchio. Quasi sempre non c'era più niente da fare con gli anziani. Da alcuni ospedali li avevano trasferiti alle case di riposo, ma girava voce che anche lì li accompagnassero alla morte con la maggiore tenerezza possibile. E intanto il contagio rischiava di aumentare, di trasmettersi a persone altrettanto anziane, nelle stesse strutture. Gli sembrava una decisione folle, ma la notizia era sui media, non poteva essere del tutto falsa. Questo significava che qualcuno da qualche parte aveva fatto una scelta, fredda, consapevole. Se i letti non bastavano, come non bastavano, si desse speranza a chi aveva speranza. E peccato per gli altri. E tanti saluti al giuramento nell'aula magna.
Lui non era intenzionato a scegliere, non se lo poteva evitare. Per cui si dava da fare perché le situazioni si risolvessero e ci fossero posti per chi ne aveva bisogno, ma era come svuotare il mare con un secchio. Quel vecchio era arrivato dal reparto di subintensiva e ci sembrava pronto a esalare l'ultimo respiro, lo avevano intubato. Avevano cominciato senza molte speranze le terapie. Il paziente però, contro ogni previsione, aveva risposto. E a un certo punto era stato possibile addirittura liberargli le vie respiratorie. Era stato allora che si era trasformato in Luigi, un sorridente nonno di 6 nipoti, che non smetteva di descrivere uno per uno a chiunque gli desse ascolto. Era diventato un'oasi Luigi, nell'inferno del dolore. Le infermiere ridevano sotto i caschi protettivi perché Luigi raccontava di conoscere i marziani, cioè tutti loro. E queste erano le storie preferite del nipote più piccolo, che si chiamava Luigino, cioè Luigi come lui, solo più giovane. Per lui, per il dottore, la tappa accanto al letto di Luigi era diventata indispensabile. Gli ricordava il suo stesso nonno, con cui passava tanto tempo, che se n'era andato quando lui studiava fuori, che ancora sognava a volte, che gli mancava tanto. Che il signor Luigi stesse meglio era importante per lui, importantissimo, perché in qualche strano modo era come riportare in vita suo nonno. I pazienti sono tutti uguali, certo, ma il signor Luigi era un po' più uguale, come avrebbe detto Orwell, perché gli strappava un sorriso quando riproduceva con la bocca i rumori elettronici dell'astronave, perché gli faceva tanta tenerezza quando raccontava storie credendo fossero tutti i suoi nipoti, perché lo commuoveva quando tra sonno e veglia ricordava sua moglie, che era morta da anni, chiamandola la nonna. E poi all'improvviso quel vigliacco organismo che si era annidato nel corpo del signor Luigi aveva deciso di sferrare il proprio attacco finale. E di nuovo il tubo, di nuovo la caduta verso l'abisso. Erano passati subito alla circolazione extracorporea, alla rinfusione del sangue ossigenato dall'esterno, all'alimentazione con una flebo. Quegli occhi, così teneri e così facili a riempirsi di lacrime, quando ricordava la moglie, si chiusero. E a un certo punto fu chiaro che non si sarebbero più riaperti. E invece, assurdamente, a un passo dall'ultimo istante, si spalancarono. Era notte. Il dottorino era accanto al letto insieme a Ivana, la caposala. Il vecchio fece cenno al tubo e con uno sguardo imperioso ordinò di toglierlo, subito. Lui e l'infermiera si fissarono perplessi. Il paziente avrebbe dovuto spegnersi, lentamente come tutti, passando dalla sedazione al silenzio, con dolcezza. Almeno quello. E invece sembrava voler dire qualcosa, e con la massima urgenza. Prima ancora che lui potesse dare l'ordine, Ivana aveva stupato l'uomo, con lo sguardo fermo, le labbra strette, e quando stringeva le labbra Ivana non poteva essere contraddetta. Appena libero, il signor Luigi tossì. Non aveva forza, ma gli occhi erano fermi, sicuri. Disse piano: dite a Luigino che sono partito con l'astronave, che prima o poi torno da lui. Avete capito bene? Niente morte. Io sono solo partito con l'astronave. La fine del signor Luigi gli aveva lasciato un buco nel cuore. No, non sono tutti uguali. Noi facciamo le stesse cose perché l'abbiamo giurato, ma loro non sono tutti uguali. Perché qualcuno muore, ma qualcuno parte solo con l'astronave e poi torna. Marco Zurzolo e il suo fantastico sassofono. Maurizio De Giovanni. Molte grazie. Buonasera a tutti. Un grazie ai tecnici, grazie di tutto. Grazie a voi.